Amiche e amici, buongiorno, eccoci di nuovo in diretta con Ore 13, un bel parterre del Roi oggi qui in trasmissione per affrontare un tema che dal mio punto di vista è una provocazione, sicuramente verso i miei ospiti, ma insomma, anche ovviamente verso di voi, e sono certo che insomma, magari qualcuno avrà qualcosa da ridire, però il nostro ruolo è anche quello di creare una discussione e argomentare, no? Quelle che sono anche le tendenze. Oggi, dopo questo periodo che tra l'altro sta avendo anche una coda lunga ovviamente rispetto a quello che sono stati i danni, le distruzioni del maltempo, no? Ci poniamo una domanda. Abbiamo visto che in questa vicenda i Veneti hanno dato ancora una volta un grandissimo esempio di coesione, di unione verso la soluzione di un problema, però quell'unione che personalmente io raramente riscontro nei momenti normali, quotidiani, se non addirittura in quei momenti di visione, cioè quando ci si deve porre un obiettivo comune, quanto bravi siamo a unirci e andarlo a raccogliere, a portare a casa questo obiettivo. Lo chiederò innanzitutto ai miei ospiti. Allora, ci sono Luciano Sandonà, che è consigliere regionale della Lega Nord. Buongiorno. Poi ho il grande onore, finalmente, per la prima volta nella mia carriera, di avere qui ospite da me il direttore Luigi Baccialli. Grazie Luigi per la disponibilità. È un piacere per me, grazie molto. E poi ho ospite un amico imprenditore che, insomma, una persona che non lesina provocazioni quando è ospite qui ad Antena 3, che è Giovanni Paccagnan. Buongiorno a tutti. Grazie. Allora, vi ringrazio della disponibilità e insomma vi ringrazio anche di quello che sarà assolutamente il vostro contributo, e altrettanto già ringrazio coloro che da casa si metteranno in contatto con noi allo 0422 1626798 oppure tramite la nostra pagina Facebook. Allora, partiamo dalle cose positive, no? Penso che anche in questo caso i veneti tutti, di tutte le categorie, di tutti i ceti, di tutte le attività, stanno dando veramente un esempio pazzesco di come si affronta un'emergenza e di come si tenta di superarla, perché insomma, tra l'altro, onestamente, abbiamo la componente politica e amministrativa rappresentata e penso che la Regione abbia fatto tantissimo. Il gruppo di Antena 3 di Emilia del Nord-Est, Luigi, penso che ce lo stanno dicendo tutti, i ragazzi delle redazioni, i tecnici hanno fatto un lavoro meraviglioso, la parte imprenditoriale, Giovanni, quotidianamente vediamo che ci sono aziende che stanno rinunciando a regali, a cene, a ore regalate per dare una mano a queste popolazioni. Quindi, insomma, stiamo dimostrando che sull'emergenza siamo un popolo che dà il meglio di sé. Sì, direi anche con i numeri, perché poi al di là di tutto i fondi che sono stati raccolti solo col conto corrente regionale, ricordiamo che ci sono anche delle altre iniziative aperte presso i comuni di Bellunese, presso la provincia di Belluno, ma col conto corrente regionale siamo arrivati di slancio ampiamente oltre i milioni di euro. Ci sono state delle straordinarie dimostrazioni, parlavi di aziende, ma addirittura in questi giorni sembra quasi ci sia una gara fra le aziende, le ditte, anche fra le persone normali, diciamo, a dare dei soldi per tutto quello che è successo, insomma. Quindi è stata una cosa, io ho notizie addirittura di veneti nel mondo, di persone rappresentanti delle nostre comunità in Canada, in Brasile, in Australia, che stanno donando, ci chiedono come, perché abbiamo indicato anche lo SWIFT, quindi il dato del conto corrente dall'estero, e ci chiedono delle informazioni su come versare. Hanno versato cifre anche importanti di 10, 15, 20 mila euro. Quindi è una dimostrazione straordinaria della gente veneta, del popolo veneto. È stato importante, lo accennavi adesso, è stato importante il vostro sforzo organizzativo televisivo, che ha tenuto la gente anche incollata sulla notizia. Avete fatto delle dirette straordinarie, adesso non lo dico per piaggeria, ma insomma no, onestamente Luigi, cioè, è la realtà, cioè, io penso che veramente bisogna ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in queste giornate, perché insomma, se i veneti volevano informarsi di quello che stava accadendo, bastava che accendessero la televisione e mettessero sui canali. Devo dire, noi vantiamo una squadra di giornalisti e di tecnici straordinaria, cioè straordinaria. Hanno fatto soprattutto i colleghi che sono andati proprio nelle zone più colpite un lavoro eccezionale, con anche, devo dire, sprezzo del pericolo, perché
Tiziana Bolognani e tutti i nostri inviati, Lucio Zanato, i nostri tecnici che si sono avventurati in quelle zone, insomma, sapevano di rischiare anche qualcosa, ma questo in fondo è il nostro mestiere, quindi noi dobbiamo essere sempre in trincea quando appunto ci sono emergenze di questo genere. Poi noi siamo, devo dire, anche stati in qualche modo abituati a queste emergenze dal 2010, no? Cioè il nostro gruppo già nel 2010 dovette far fronte all'alluvione che veramente colpì duramente molte province di questo territorio, e anche lì si stabilì un legame eccezionale, no? Con la popolazione che abbiamo seguito e che abbiamo informato minuto per minuto. Devo dire che poi si stabilisce un rapporto veramente molto, molto bello, a volte anche commovente, perché vedono che siamo al loro servizio e che cerchiamo in qualche modo di dare una mano, senza fare cose eccezionali, insomma, seguendo capillarmente quanto sta avvenendo. Devo dire che poi, tra virgolette, siamo anche aiutati dal fatto che altre reti in queste occasioni, anche in questa, sono arrivati molto dopo di noi. Non so se è un problema di comunicazione. Poi ci arriviamo anche assolutamente eccetera, a questo aspetto. Giovanni Paccagnà, allora si dicevano anche le imprese stanno facendo una grande partita, certo. Addirittura per esempio a me ha colpito molto quell'azienda della zona della Riviera del Brenta, no? Che è stata aiutata certo. Tempo fa, quando c'è stata la tromba d'aria, ha detto io ho ricevuto quella volta, certo. Mi sento di dare. Quindi diciamo anche un'etica d'azienda che emerge nella sua forma migliore, certo. In questo caso. Sì, indubbiamente, perché questi eventi così sinistrosi scatenano, diciamo, quella necessità che ogni azienda ha di trovare una giusta collocazione sul territorio, quindi di fare, diciamo, del bene, lasciatemi passare questo termine, di inquadrarlo, perché in questo caso è veramente inquadrato, ha una lettura, dà un beneficio, riconosce il debito che l'azienda ha col proprio territorio. È un momento, nella sua catastrofe, è comunque un momento che sprigiona tutti quegli elementi positivi che ogni giorno sono comunque latenti all'interno delle aziende, ma hanno più difficoltà a trovare le giuste collocazioni. Così, diciamo, oltre all'appartenenza al territorio, oltre all'orgoglio di essere veneto, hai anche la soddisfazione di lavorare per un qualcosa che è un qualcosa di positivo, tangibile, che lo verifichi in ogni istante della tua giornata. Io ho visto veramente dei grandi slanci anche da gruppi, anche da aziende anche strutturate, che probabilmente hanno un loro business che va al di fuori del territorio, e questo credo sia un motivo di soddisfazione per tutti, a parte politica, a parte giornalisti, per noi, soprattutto per noi imprenditori, perché insomma ci riconosciamo, amiamo questo territorio, amiamo la gente con cui abbiamo a che fare e ci sentiamo parte viva del territorio. Anche perché diciamo, guardando quelle che sono le tendenze mondiali, il radicamento in un luogo da parte di un'azienda è sempre molto più sentito e anche molto più comunicato, certo. Quindi penso che sia insito nell'imprenditore dire, come dicevi tu, io do ma ricevo molto dall'essere qui, da quello che è il substrato culturale, sociale, certo. Dal know-how, eccetera, eccetera, e quindi diventa abbastanza automatico. Il fatto che qualcuno intanto critichi l'azienda che dice boh, io ho destinato X euro, cioè dice vabbè, quando si fa del bene di solito si sta zitti. Io penso che invece... No, invece è stata fatta una scelta, adesso abbiamo anche tutto amplificato anche dai social media, oltre che dalla TV, ma è stata fatta una scelta direi molto intelligente, ancora una volta. Qui è stato protagonista il nostro presidente Luca Zaia, che ho visto varie volte negli ultimi giorni, insomma, giustamente mettere in evidenza diciamo, quelli che hanno fatto delle donazioni, non dico più alte, ma magari più significative, che avevano un particolare significato. Ecco, quando parlavi appunto del radicamento sul territorio, quante aziende venete hanno nel proprio nome il nome Veneto, oppure San Marco, oppure anche proprio il simbolo del leone o cose di questo genere, cioè, e questo dà anche la differenza rispetto ad altri territori. Io volevo anche passare oltre dicendo che comunque c'è stata anche una grande mobilitazione popolare, ci sono state persone che hanno inviato 5, 10, 15, 20 euro, parlo solo delle donazioni di denaro,
lo straordinario bambino che ha scritto quella lettera, Achille di Mira, che ha scritto una lettera veramente di una sensibilità incredibile che solo i bambini sanno dare, solo i bambini ci sanno dare tanto. E poi ci sono state tante persone che si sono messe in fila proprio per dare una mano, cioè ricordiamoci la fila che c'era dei volontari a Feltre fuori dalla sede della Protezione Civile, gli straordinari protagonisti della Protezione Civile veneta, di tutte, diciamo, le sezioni della Protezione Civile, della pianura alla montagna, che si sono messi a disposizione e ha dato il loro tempo e molte giornate di lavoro, diciamo, per recarsi in quei luoghi. E poi lasciatemi dire anche, insomma, il coordinamento della Protezione Civile regionale del Veneto, che ancora una volta ha dimostrato, insomma, di essere sul campo, è portata anch'essa come unità di misura in termini valoriali per la Protezione Civile non solo nazionale ma anche europea, e poi l'assessore Bottacin, che ha passato 6 giorni continuativi nella centrale di Protezione Civile, e il presidente Zaia, insomma, che anche lui ha informato, ha portato la notizia. Si è fatto portavoce. Vediamo chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? La sentiamo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, e in special modo al direttore Luigi Bacialli, che guardo sempre con molto interesse e di cui bevo molte sue notizie tramite i vostri TG. Io sono molto preoccupata come veneta dalla decadenza e dal degrado che c'è in tutto il territorio veneto, le nostre città, i nostri paesi, degrado e decadenza che, unite alle nostre catastrofi naturali, ci danno un disegno di un Veneto che avrebbe bisogno di molti miliardi di euro per essere risollevato. Con questo ci sarebbe anche molto lavoro per i nostri artigiani, eccetera. E chiedo se anche i vostri ospiti e lei, conduttore, e anche i suoi ospiti siano d'accordo con la sottoscritta. Vi ringrazio e aspetto la risposta. Grazie a lei. Ritenete che sia così in degrado il Veneto? Ma diciamo tutto è relativo, no? È in degrado se pensiamo, e qui torniamo al discorso dell'autonomia, che insomma il presidente Luca Zaia, tra l'altro oggi risulta addirittura al 76% nel gradimento, no? Nonostante i problemi di questa regione, che come in tutte le regioni ci sono molti problemi. Però il problema a monte è quello, secondo me, di risorse che questa regione dà allo Stato. Ricordiamo sempre, perché io credo che si debba arrivare fino alla nausea a ripetere che questa regione dà 15 miliardi all'anno di residuo fiscale. Quando chiede poche risorse, perché 100 milioni, 200 milioni, 500 milioni cosa sono rispetto a questa montagna di euro che vengono dati allo Stato, chiede un aiuto, viene in qualche modo snobbata. Ieri sera Consiglio dei Ministri sull'autonomia, io mi aspettavo, abbiamo dato la notizia durante la nostra trasmissione, mi aspettavo che di notte uscisse una notizia. Aspettavamo, abbiamo chiesto, abbiamo telefonato, c'è, diciamo, rispetto a una bozza, diciamo, un impegno del Presidente del Consiglio. Ma è passato un anno dal 22 ottobre. Ci basta un impegno. Allora io dico, sono d'accordo con la signora che ha telefonato, ci sono tante zone in cui c'è degrado, nel senso c'è lo spaccio, ieri i carabinieri hanno sgominato una banda che dava droga ai ragazzini, ci sono in grandi città soprattutto zone in cui c'è del degrado, però voglio dire, se raffrontiamo tutto questo rispetto alle situazioni di altre regioni direi che siamo messi molto meglio, ma di fondo c'è l'assenza di una sensibilità da parte delle istituzioni nazionali rispetto a un territorio che ha bisogno di essere non sostenuto, ma di avere le risorse che gli spettano. Giovanni Paccagnà, allora, domanda sul degrado, tu sei d'accordo che ci sia questa situazione? Credo che il direttore abbia fatto una lettura correttissima, cioè non reputo che il Veneto sia
particolarmente diciamo, stia subendo un degrado, è evidente che comunque è cambiato qualcosa negli anni, negli ultimi 10 anni, 20 anni qualcosa è cambiato. Il tema vero per me è che noi veneti abbiamo una sensibilità molto alta, però siamo, come posso dire, normati, lasciatemi passare questo termine, da delle leggi che hanno diciamo, delle maglie un po' più larghe rispetto a quelle che noi vorremmo avere. Allora la percezione che abbiamo è una percezione non positiva, non vuol dire negativa, ma non positiva. Deve esserci uno sforzo da parte delle istituzioni per tenere le righe più rigide, perché effettivamente il rischio è che si apra troppo e dopo non ci sia più la possibilità di diciamo, tornare alla situazione originale. Il direttore comunque ha fatto la lettura perfetta, direi. Sensibilità verso il Veneto. Allora, io penso che stiamo arrivando anche un po' a quella che è la provocazione, no? Giustamente il direttore parlava di sensibilità, in questo caso nei confronti di quelle che sono le richieste, no? Certo. Prima si è accennato sensibilità che significa anche avere attenzione per quello che accade. Sensibilità sicuramente può anche essere quello di cercare di capire quali sono le esigenze, le tendenze, gli sfondi sociologici di una regione che comunque insomma, ha una gran bella importanza nel contesto di tutto il panorama nazionale. Allora, io do la linea alla regia, quando rientriamo vediamo di analizzare un attimo se c'è, se ce n'è poca e poi anche perché ce n'è poca di sensibilità. Riprendiamo la chiacchierata. Allora, i Veneti sono uniti solo nelle emergenze e si stava dicendo come sta emergendo, come a livello nazionale ci sia un po' una scarsa sensibilità verso quelle che sono le esigenze, le emergenze e quant'altro di questa regione, di questa gente. Ora, la sensibilità si accennava prima, magari verso il capire che questa regione vorrebbe avere più autonomia, che l'ha anche detto con neanche proprio a bassa voce, circa un anno fa, un anno e un mese fa, quindi là mi sembra che non ci sia una grandissima sensibilità a capire. Allora, tutto quello che è stato, il Veneto innanzitutto è una regione che ha una storia completamente diversa da tutte le altre regioni d'Italia, che comunque sono anch'esse molto ben identificate, perché se pensiamo, che ne so, alla Toscana, piuttosto che, non lo so, alla Sicilia, l'intero paese è stato costruito su delle realtà locali, territoriali molto forti, no? Tanto che non erano mai state unite fino a dopo il 1850, diciamo, no? Nel 1866 è cominciata la prima bozza di unità d'Italia, diciamo, di un certo tipo. Il Veneto si parte da una storia profondamente diversa. E si parte da una sensibilità che non è solo territoriale, è un riconoscimento vero e proprio di veneti con una unità valoriale, chiamiamola differente, diversa. È qui che parte il discorso, insomma, che con quel referendum è stato dato il via a un volano, che è un volano di un certo tipo e non si sa magari dove può portare. Per adesso, però il Veneto in questo momento, ricollegandomi a quello che diceva il direttore, cioè ha un avanzo fiscale di superiore ai 15 miliardi, non chiede cose degli altri, chiede di trattenere una parte, qualcosina per sistemarsi le cose. Ma non solo, scusi, volevo solo chiudere, ma anche per rimanere competitivo, certo, se non altro. Perché... E poi arriviamo anche a quella partita lì. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, ti parla. Buongiorno, parlo da Comune Scorsese. Buongiorno. Non si poteva evitare prima questi disastri qua, in senso, quest'estate c'è stata un po' di siccità. Quando che i fiumi, specialmente un po' oltre l'elemento, erano vuoti, e non si poteva approfittare per fare una bonifica nei tali, in modo che se per caso veniva una piena il fiume teneva. E secondo me idea, dopo non so, posso anche sbagliarmi.
Allora, guardi, le rispondo personalmente. Vi ringrazio per avermi... Grazie a lei, grazie per la domanda, perché ci permette di fugare comunque un dubbio, no? Che non è l'unico telespettatore che ha chiamato ad avercelo, questo dubbio. Il problema non è stato se c'era qualche albero dentro i fiumi, anzi i sistemi di bacini supplementari hanno molto funzionato, perché sappiate che proprio il lavoro di prevenzione nei giorni precedenti alle grandi abbondantissime precipitazioni che sono state, il lavoro di prevenzione è stato quello di svuotare gli invasi, cioè quando il sabato, il venerdì c'erano delle previsioni drammatiche sul lunedì, hanno svuotato gli invasi affinché venissero riempiti, e non è successo un disastro vero, perché non è successo quello vero, proprio perché sono stati usati questi invasi e tutti i bacini di laminazione che sono stati creati dopo il 2010. Quindi purtroppo anzi dobbiamo veramente ringraziare la macchina che si è messa in moto, perché ha fatto un lavoro incredibile e forse non si è ancora capito quanto bene. Andare molto peggio. Vero direttore, cioè, diciamolo andare... perché insomma, uniti solo nell'emergenza, però qui c'è stata una macchina che ha lavorato preventivamente. Ma non c'è dubbio, cioè, questo è stato proprio un esempio straordinario di collaborazione proprio nella prevenzione, a parte che poi l'allarme è stato lanciato con grande anticipo, per cui si è riusciti a preparare tutto quello che serve per far fronte a queste calamità. Ma non c'è dubbio che tutto il lavoro, i cantieri che sono stati aperti dalla Regione, su 900 cantieri, bacini di laminazione, rafforzamento di argini, hanno evitato che succedesse il peggio. No, tornando, scusami, cioè ai Veneti uniti solo nelle emergenze, secondo me è molto vero questo, perché si dice sempre da anni, io da quando sono qui sento dire il Veneto non fa sistema, non fa squadra, no? Effettivamente è difficile tra comuni anche collaborare, tra imprese riuscire a fare sinergie, è difficile comunque, no? Ma qui sembra nel regno dei self-made men in fondo, no? Dove l'individualismo ha creato questi imperi dal nulla, poi il rovescio della medaglia è che poi chi fa da sé e fa per tre, poi quando deve fare squadra fa fatica, no? Questo non è un difetto, è qualcosa che c'è nel DNA. Però una cosa che ho notato in questi ultimi tempi, in cui c'è una certa apatia, no? Cioè, la popolazione sembra un po' in trance, non solo qui in Veneto. Io vedevo la rivolta in Francia contro l'aumento del prezzo della benzina, sono 6 centesimi al litro. Se uno va in Austria di questi tempi paga 20 euro in meno rispetto a quello che spende qui per fare un pieno. E tutto è in silenzio. I truffati dalle banche, poveretti, protestano e sperano nel ristoro, ma non ho visto grandi manifestazioni, non ho visto gente riunirsi, ma proprio... Parlo di folle che vadano anche a Roma, no? Sì, ci sono gruppi, le associazioni, ma non c'è questa coesione che si vede altrove, no? Per cui delle volte uno si chiede ma cosa è successo? Cioè non ce l'abbiamo mai avuta però. Sì, ma storicamente non c'è mai stata, però ci sono momenti in cui veramente uno si chiede ma come mai nessuno davvero si fa vedere? Allora, sentiamo il telefono e poi sentiamo anche da Giovanni Pacagnan cosa ne pensa. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Diana, parlo da Montebelluna. Buongiorno Diana. Vorrei dire che c'è stato un lavoro di prevenzione non indifferente prima, perché era una cosa, erano tutti pronti per un disastro che l'hanno contenuto grazie anche alla prevenzione che è stata fatta. Poi i Veneti uniti solo nelle emergenze, mi sembra anche giusto che siano più uniti nelle emergenze che magari in una festa del vino o del prosecco, intendo dire. No, per me è stato un lavoro fatto bene, insomma. Poi volevo congratularmi col direttore Baccialli, perché è una persona squisita, ha fatto diventare grandi tante piccole televisioni. Grazie mille. Grazie signora, troppo gentile, troppo buona. Grazie. Giovanni. Beh, volevo confermare che effettivamente bisogna dare atto alla Regione che negli ultimi anni, dal punto di vista del dissesto idrogeologico, ha fatto cose che in tutta Italia le altre regioni non sono riuscite a fare, quindi è un merito indiscusso. Tornando al ragionamento, diciamo, del fare squadra, effettivamente questa è la regione di cui tutti si sono fatti da soli.
C'è anche, secondo me, anche un altro aspetto che bisogna considerare, cioè i ricambi generazionali, perché anche questi purtroppo, soprattutto su determinate situazioni aziendali anche strutturate, hanno qualche difficoltà ad avvenire e quindi in realtà il passaggio successivo, che io reputo che quelli della mia generazione, ma forse anche quelli più giovani, abbiano una sensibilità molto diversa. Sono consapevoli del fatto che comunque oggi un'azienda non esiste perché c'è l'azienda, ma esiste perché ha un territorio, esiste perché c'è chi ci crede, ci sono degli elementi che fanno sì che l'azienda dialoghi. C'è il problema del passaggio generazionale su determinate strutture e soprattutto che emergano, diciamo, i giovani, perché oggi un giovane, anche a livello, diciamo, organizzativo all'interno di un'azienda, ha una difficoltà enorme. Cioè io vedo, stamattina parlavo con un mio amico, no? Che si è trovato nella situazione paradossale nell'azienda familiare, padre che ha superato i 75 anni, che è diventato un consulente esterno all'azienda, neanche più dipendente, cioè è uscito. Quindi rompere questo meccanismo credo sia un fatto, e uso il termine rompere perché non so, questo è un meccanismo che bisogna romperlo, è un fatto che deve essere proprio costruito diciamo con passi anche abbastanza veloci, perché è una necessità che io comincio a vedere e a sentire. E perché è una necessità? Dopo chiudo. Perché in Veneto, come diceva prima l'assessore, il Veneto i Veneti e il Veneto hanno l'humus giusto per far crescere, diciamo, la sensibilità sociale. Noi siamo cresciuti diciamo, gli ospedali come sono nati in Veneto, le casse peotte, cioè certo. La solidarietà è un valore assoluto, certo. È un valore che in Veneto esiste, proprio è forte. Spaccare quel meccanismo generazionale che fa sì che si superi sta cosa, credo che sia un secondo te è una delle chiavi, sì. È una delle chiavi. Piccola pausa. Allora, secondo quanto dice Giovanni Pacagnan, uno dei sistemi per scardinare questa sorta di blocco alla maggiore coesione, no? delle nostre compagini dirigenziali, di conduzione, no? della regione, non in termini politici ma più in generale della società, sarebbe quello di scardinare appunto quel blocco che arriva dai vecchi capitani d'impresa che fanno un po' fatica a mollare il pezzo e a lasciarlo nelle mani, nelle menti di quelli più giovani. Tra l'altro l'altro giorno, non mi ricordo chi ragionavo, dicevo, sai, qui in Italia abbiamo il concetto che uno è giovane fino a 40 anni, no? Se tu vai in quelle che sono le zone del mondo che veramente stanno correndo, perché noi stiamo arrancando, cioè il giovane è fino a già a 25 anni uno non è più nella categoria, cioè, e non parlo solo di new economy, ma insomma di tanti aspetti, no? E questo rimane un blocco vero, non so se voi condividete. Sì, no, condivido, ci sono fenomeni diversi, no? Perché ormai i cosiddetti capitani d'industria, quelli che hanno creato le loro fabbriche, le loro aziende, hanno dai 70 anni in su, no? Parliamo degli anni diciamo d'oro della nuova industrializzazione del Veneto, proprio sì, ma anni 70, anche oltre, insomma, delle idee imprenditoriali favolose, magari prese così, idee prese così in fiere, in giro per il mondo, e poi applicate nel territorio, nel Veneto, con dei eccezionali collaboratori, delle persone che poi considerano l'azienda come la propria casa, lavorano ore in più ogni giorno, ha creato questo modello straordinario anche sotto il punto di vista proprio della produzione delle cose che fanno, no? Allora i fenomeni sono diversi, c'è anche il fenomeno per esempio di qualche imprenditore, molti imprenditori che stanno vendendo le proprie aziende per esempio a dei fondi e stanno sempre più diffuso, delle aziende che sono aziende gioiello magari spesso proprio per la produzione, anche perché i fondi le aziende che non sono gioiello non li comprano, sì, e quindi c'è anche questo fenomeno. Prima si parlava comunque ancora di solidarietà del popolo veneto eccetera, ricordiamo che siamo la regione numero 1
in Italia, e una persona su 5 fa solidarietà in questa regione, quindi a volte ci dimentichiamo di questo, insomma, e anche questo è un dato di fatto. Ed è corretto ricordarlo, però io voglio tornare un attimo sulla provocazione, perché a questo punto mi sembra abbastanza lampante che, allora, se non abbiamo attenzione dei media, se l'autonomia, diciamo, non è che mi sembra che si stiano strappando le vesti per darcela, presidenti di un'industria, veneti non ce n'è mai stato uno, per cui, diciamo, anche a livello imprenditoriale, a parte togliere gli ultra settantenni da certe posizioni, intanto siamo d'accordo che ci manca qualcosa, cioè, non riusciamo a essere rappresentativi di noi stessi, probabilmente, non lo so. Sì, io per esempio ieri ho visto un attacco durissimo della Presidente Piovesana, no? Che è andata giù di gran cattiveria. Durissima sulla manovra, sulla insensibilità nei confronti delle imprese, e io dico, gli imprenditori non ci si può dar torto, perché vengono da anni di cultura di anti-impresa, no? Ci sono stati anni tremendi, io ricordo quelli dei picchetti, qui forse i problemi sono stati meno conflittuali perché c'era maggiore collaborazione tra i proprietari delle aziende, i sindacati, c'era un altro tipo di rapporto, però altrove è stato devastante. Ma ancora oggi, con una pressione fiscale così alta, con la burocrazia che si continua a ripetere, la smantelliamo, la cambiamo, la modifichiamo, la attenuiamo, sono imprenditori che, basta vedere i dati, imprenditori che saltano per aria, cioè piccole e medie imprese soprattutto, che sono la spina dorsale, al di là è giusto il problema del passaggio generazionale, ed è veramente una questione che bisognerebbe in qualche modo sviscerare e affrontare, ma qui stiamo andando, purtroppo si torna sempre alla politica e anche alle questioni di governo, si torna a un esecutivo che penalizza le imprese e aiuta diciamo, coloro che non hanno lavoro, invece di creare posti di lavoro. Cioè qui stiamo dando miliardi a persone che hanno bisogno di aiuto, intendiamoci, ma che non dovrebbero essere assistite in questo modo senza che nel sud in particolare ci siano opportunità di lavoro. Perché si dice in maniera veramente incomprensibile: dopo la terza offerta di lavoro allora uno perde il reddito di cittadinanza. Ma quale terza offerta? Ma non gliene dà neanche una di offerta. Ma dove c'è il lavoro al meridione? Per uno che non ha, diciamo, un'esperienza, che non ha un diploma, che non ha una laurea, che non si è formato professionalmente. Non lo troverà mai. Per cui purtroppo gli imprenditori hanno ragione a dire: qui non si aiutano le imprese a creare i posti di lavoro, lì si aiutano persone che non hanno speranze a prendere il reddito di cittadinanza e a continuare a lavorare in nero. E magari a comprare su Amazon. Se questa è la riforma del lavoro. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Volevo salutare il dottor Bacialli e voi di studio. Scusate. Bene, quindi saluti per il nostro direttore. Ha anche una domanda, una considerazione a fare o erano solo... Sì, no, volevo dire che qua in Italia se non riusciamo a fare la legge che era prima del governo Monti del federalismo non andiamo da nessuna parte, perché il paese non sta più in piedi. C'è una troppa differenza tra il nord e il sud, qui tra l'euro che ci schiaccia e l'autonomia non ce la vogliono dare, perché ho sentito il ministro Stefani che ha detto che ci sono 6 ministri che non sono d'accordo e cercano di tirarla lunga. Siamo proprio messi male. Ok, allora, grazie, insomma le idee il nostro amico ce le ha chiare, le espresse, vabbè, ha parlato di euro, però andrei fuori. Giovanni Pacagnan, torno sul concetto di come e se siamo in grado di fare lobby, perché poi giustamente se ne è parlato a livello politico, mi sembra che sì, ci siano degli sforzi, però poi come a scuola il ragazzo si impegna, ma no, avrebbe delle potenzialità, ma dovrebbe impegnarsi di più. Resta un problema sociale, perché gli imprenditori fanno lo stesso. Diciamo che il tema dell'aggregazione delle imprese, far lobby, che non è un termine che non mi piace, ma comunque insomma, diciamo, costruire un progetto comune è difficoltoso oggi, anche se non impossibile, perché comunque qualcosa sta succedendo.
Io mi auspico che si trovino presto fra le imprese dei punti di contatto, quello che diceva il nostro Presidente Piovesana, che effettivamente oggi non riusciamo ad essere riconosciuti per il ruolo che abbiamo. Cioè, io credo che l'impresa sia un valore sociale, cioè, al di là dell'aspetto impresa e imprenditore sono due cose distinte. Io penso sempre all'impresa, dopo c'è anche l'imprenditore. L'impresa è un valore sociale. Questo è un concetto che non ha difficoltà ad entrare, non so quali siano, o posso avere un sospetto di quale sia il motivo, diciamo, di questa cosa qua. Di sicuro la politica che si sta attuando adesso è esattamente dalla parte opposta. E se non si riesce a dare questa lettura del valore dell'impresa sociale, diventa tutto più complicato, diventa tutto molto più difficile, e il risultato è che anche i giovani che si avvicinano a fare impresa oggi, cioè io non lo so, gli fanno terrorismo psicologico credo all'inizio, no? Perché con tutte le responsabilità che ci sono, con tutte le cose che ci sono da fare, uno magari ci pensa 1000 volte, l'associazione gira per le scuole, presenta, però perché non riusciamo a fare questa cosa? E sì che gli imprenditori hanno fatto dei passi enormi in avanti negli ultimi anni. Io veramente negli ultimi 10 anni ho visto c'è stato un grandissimo cambiamento. Sì, ma anche i rapporti con i sindacati, i rapporti che in Veneto in realtà secondo me non ci sono neanche mai stati questi gran problemi, cioè quello che accennava prima, il rapporto fra datore di lavoro e operaio è sempre stato un rapporto raramente conflittuale, molto spesso costruttivo, vorrei quasi dire di alleanza, delle volte anche complicità. Ma come adesso non è che per forza la vita in questo caso professionale deve essere fatta di contrapposizioni, no. Cioè, le parti sono una è necessaria all'altra, è complementare, quindi è anche giusto che si collabori, cioè effettivamente c'è questo concetto delle posizioni contrapposte che fa abbastanza parte della cultura del nostro paese. Ecco, qua come italiani io penso che siamo uniti su sta roba, che dobbiamo sempre avere un nemico, un avversario. Pronto? Pronto, sono Giusy, buongiorno. Buongiorno Giusy, come sta? A tutti. Bene, volevo dire, dottor Paladin, che i forestali che sono in Calabria, che sono 27.000 tra Calabria e Sicilia, perché quando succedono queste calamità a casa loro, i nostri corrono subito in aiuto e adesso qui non si è mosso nessuno per aiutare noi? Sono 27.000 signori e dicono sempre che non fanno tanto qua, non fanno tanto là. Allora chiedo al dottor Zaia se può chiamarli, magari di dargli un aiuto per tirare giù tutti quegli alberi là prima che marciscano. Questo volevo dire. Può anche chiamarli, insomma, visto che noi corriamo. Bella volevo dire un'altra cosa. Prego. Che col reddito di cittadinanza dovrebbero dare i soldi agli imprenditori, perché allora assumono questi ragazzi che vengono fuori dalle professionali che non sanno niente o poco, di insegnarli un mese, 2 o 3. Dovrebbero dare agli imprenditori, altrimenti l'imprenditore ci rimette. Non puoi assumere un ragazzo appena uscito dalla scuola professionale, ma perché è logico, poveretto, che non sa niente di pratica. Dovrebbero dare agli imprenditori, allora loro insegnano a un mese, 2 o 3, se dopo vedono che questo ragazzo il mestiere non gli interessa, lo lasciano a casa, vai a fare un altro mestiere, ma non puoi dire che il primo, secondo, terzo, ma se rifiutano non le dai più niente. Ma non c'è lavoro, come ha detto il dottor Bacciali, non c'è lavoro, grazie. Grazie a lei. Allora, solo un inciso. Chi esce dalle professionali o dall'ITIS in questo momento sono invece quelli che in assoluto è più probabile che trovino l'occupazione. E credetemi che non è un gran bel segnale per il sistema scolastico italiano, cioè bene perché vuol dire che questi funzionano, però se soprattutto chi arriva fuori dall'università non riesce a trovare subito un lavoro, allora lì c'è un problema, e anche perché al paese l'universitario costa molto di più, perché ricordatevi che l'istruzione si aggiunge il denaro del paese oltre a quello delle famiglie, che è molto superiore a quello che mettono le famiglie. Brac. Eccoci, siamo nell'ultima parte e allora insomma cerchiamo anche di portarci a un messaggio positivo, no?
come si potrebbe far tesoro nella coscienza che rimaniamo un territorio, una società estremamente competitiva, che abbiamo delle grandi qualità, eccetera, eccetera, che però insomma mi sembra che uno dei limiti sia, ripeto, quello che non siamo così bravi a far squadra, no? Cioè, questo penso che lo possiamo dare per assodato. Com'è che potremmo fare questo salto di qualità? Mi date 3 ricette, una per la parte politica, una per la parte dei media sociali, una per la parte aziendale. Bella sfida, Un po', una domanda da poco. Parto magari da una constatazione, no? E per esempio, quanti funzionari, sappiamo che i politici determinano le scelte fondamentali della nostra società, però quelli che poi le mettono in atto e magari a volte le condizioni in maniera molto pesante sono anche i funzionari, le persone ai massimi livelli, per esempio nei ministeri, pensiamo alle prefetture, gli organi dello Stato, tutto. Quanti veneti abbiamo nella struttura pubblica del nostro paese? Abbiamo visto oggi, notizia di oggi. Perché non ci sono? Perché magari il Veneto va più sull'aspetto pratico, si mette in discussione nell'azienda, oppure banalmente ci sono anche delle leggende urbane che a volte sono anche vere, che molto spesso trovano più difficoltà a vincere i concorsi pubblici rispetto, diciamo, a persone che arrivano magari meno preparate. Mi perdoni Sandona, allora io sono provocatore, le dico ok, adesso insomma mi sembra che abbiamo espresso parecchi veneti, cioè, a prescindere che c'è una collocazione, come dire, demografica, no? In Parlamento. No? Sì, abbiamo espresso parecchie... siamo lì. A livello politico siamo rappresentati territorialmente, ma molto spesso, come dicevo prima, le scelte sono determinate da un insieme di fattori, no? A volte noi pecchiamo un po' nell'interazione con soggetti, con persone che poi decidono, prendono le decisioni. Ecco, vedesi, oggi una notizia di oggi, insomma, la nomina a comandante dei Vigili del Fuoco nazionale di un veneto che era qui a dirigere i nostri Vigili del Fuoco. Credo che anche questo sia un segnale importante del governo in direzione al Veneto, ma potrei citare degli altri esempi, per esempio il professor Antonini, che è stato votato al Parlamento in Corte Costituzionale, e il professor Antonini ci aprirà la strada non solo per i procedimenti che riguardano la Regione Veneto. Sapete che molto spesso andiamo, diciamo, in contrasto per lo Stato perché ci hanno impugnato molte leggi regionali, ma anche per portare avanti tutta la partita dell'autonomia, ed è proprio per quello che lui, diciamo, credo... Quindi allora, riassumendo un attimo, anche perché vedo che il cronometro non mi dà ragione. Quindi anche questo è importante. Ecco. Ovviamente, insomma, quindi insomma, la ricetta per quello che riguarda la parte politica amministrativa è più coesione e decidere ogni tanto di beccare un candidato, un soggetto che non deve essere per forza politico, ma abbiamo visto in ruoli particolari, e però sostenere l'autonomia. Posso citare 4 o 5 azioni del Presidente Zaia, che ne so, l'interazione con ANAS, quindi la cessione di quote di Veneto Strade ad ANAS, quindi una maggiore interazione con ANAS, che poi insomma ci troviamo tutti noi quando è ora di percorrere le strade, insomma, con certe determinate problematiche o altre cose, quindi, tipo queste nomine, che si sta cercando di fare andare un salto di qualità, insomma. Pronto? Velocissimi al telefono, chi c'è? Pronto? Pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, le chiedo di essere ermetica come Ungaretti, prego. Sì, devo fare tanti e tanti complimenti al dottor Bacialli. Bene. Per le sue trasmissioni troppo gentili, durante la giornata. Grazie. E farei una proposta. Vada. Che pagherei volentieri il canone della televisione solo se fosse per Rete Veneta. E Antena 3, no? Altre televisioni e Antena 3? io non le guardo. Vabbè, dai. Dopo volevo chiedere al consigliere Sandonà, avremo delle speranze di avere l'autonomia. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Allora, intanto il canone è anche Antena 3, se no signora non le riceviamo, non siamo più ecco, ricordiamo per Giorgio che noi siamo un network formato da Antena 3 Nord-Est, da Rete Veneta, da Tele Nord-Est e da Tele 4 Trieste, per cui sono 4 emittenti che coprono tutto il territorio
e quindi siamo veramente i leader. Volevo dire, per rispondere alla tua domanda sulla ricetta brevemente, io ne ho 2 ricettine. Una è quella che la comunicazione deve incalzare le istituzioni romane, cioè attraverso i parlamentari veneti noi dobbiamo sollecitare l'azione, l'intervento, la determinazione dei nostri rappresentanti affinché agiscano a Roma, cioè facciano veramente sentire la loro voce, e questo lo si può fare, diciamo, esercitando delle pressioni. Cioè noi dobbiamo veramente, come abbiamo fatto per esempio con l'autonomia, abbiamo fatto firmare a tutti i parlamentari veneti che erano disponibili ovviamente, un impegno scritto a sostenere l'autonomia. Poi verificheremo alla fine chi l'ha sostenuta e chi no, ma questa è una sollecitazione importante. L'altra cosa che dobbiamo fare per evitare che i veneti siano uniti solo nelle emergenze è di dare voce a tutti. Questo è un territorio fatto di persone per bene che spesso hanno un pudore molto più spiccato rispetto ad altre regioni nel dire la propria opinione, nel farsi sentire, e noi dobbiamo dare voce a queste persone. E prendo anche lo spunto rispetto a una cosa che dicevi prima, anche nel protestare, cioè certo. Effettivamente noi siamo un popolo che evita la protesta, piuttosto dice vabbè vado avanti e supero il problema, come supero l'emergenza supero il problema. Ma questo è sbagliatissimo, perché laggiù devono capire che non c'è un popolo che è disposto a farsi mettere i piedi in testa, ma c'è una popolazione di 5 milioni di persone che invece ha una sua storia, una sua grandità e deve reagire rispetto ad offese e a comportamenti riprovevoli. Giovanni Pacagnà, cosa dobbiamo fare per avere un presidente di Confindustria Veneto? Questo diciamo che è un bel tema, è un tema troppo importante, diciamo, da affrontare. No, vorrei scendere di un gradino e dire che per le aziende venete oggi importante è l'aggregazione. Aggregazione e soprattutto aggregazione su leadership consolidate e riconosciute, soprattutto di imprenditori veneti che si sono contraddistinti, e gli altri devono assumere un ruolo di secondo piano. Okay? Quindi consapevolezza del proprio ruolo rispetto a chi può avere un Sì, perché abbiamo dei grandi traini, però bisogna avere il coraggio anche da parte dei nostri imprenditori di riconoscere la valenza e la validità di un nostro collega che può essere da traino rispetto a un'azienda diversa. Secondo te, tra le vecchie e le nuove generazioni, chi è che è più probabile che possa avere questo atteggiamento, assumerlo? Ma io non voglio dare limite alla provvidenza. Probabile che anche le vecchie, se sono inserite in un contesto in cui gli si è riconosciuta la loro leadership, sono dei cavalli da traino impressionanti. Con grandissimo carisma. Sì, che danno valore a tutti. Bene, insomma, grazie, perché è stata veramente una puntata interessante, stimolante. Rispondere, signora, sull'autonomia. Sì. I problemi, le cose fondamentali, noi stiamo spingendo alla grande, specialmente in regione. Il Presidente Zaia tutti i giorni interviene sul tema dell'autonomia. I nodi fondamentali sono 2, la perdita di potere da parte della burocrazia centrale romana, perché qui si parla di 23 materie delegate, che sarebbero assunte in toto dalla regione. Pensiamo per esempio alla sanità, che si autoregolamenta. Devo chiedere di essere assolutamente veloce. E il secondo tema è quello delle risorse, cioè noi stiamo andando a toccare i nodi veri, quindi i soldi, è lì che si fa la vera battaglia. Sono dei nervi molto scoperti, quelli economici. Bene, allora auguri per la battaglia, auguri per l'impresa e andiamo avanti così, direi, direttore, visto anche tutti i complimenti che arrivano. Complimenti anche a te e a tutta la squadra che segue il tuo programma e il tuo lavoro. Grazie, grazie a tutti, buona giornata e ovviamente rimanete sugli schermi di Antena 3 Nord-Est. Ciao a tutti.